Buongiorno, sono del Grasso Valerio, sono della FLAI CGL del settore forestale, lavoro nell'Amiata Valdorcia, nell'Unione Comuni Amiata Valdorcia. Mi sembra che ultimamente non riusciamo tantissimo ad avere delle certezze in che senso? La regione Toscana è la regione più boscata d'Italia e mi sembra che il settore forestale sia stato tralasciato un pochino e la cosa non è di buon auspicio. Spero che la regione riesca a dare delle certezze agli operai forestali, perché mi sembra che il settore forestale, almeno nell'Amiata, nella zona dove siamo noi, mi sembra che si cerca di fare sempre del meglio possibile e mi auguro che non succeda come sta succedendo nell'Amiata Grossetana, dove ci sono più difficoltà a livello salariale. E l'unica cosa che mi auguro è che in tutta la Toscana riusciamo, gli operai forestali, ad avere una chiarezza per il futuro, per i prossimi anni. Si dicevano tutti che non c'era nessun problema. Da gennaio in poi è venuto fuori il discorso che la regione non manda soldi, che non ci sono più fondi, non ci sono finanziamenti. Abbiamo avuto un incontro anche col segretario, il quale ci ha detto che il premio produzione non viene pagato. La 14ª sarà a rischio perché appunto la regione non ha fondi, non gli ha stanziato fondi, e quindi abbiamo intrapreso questi sistemi di manifestazione per vedere se si riesce a smuovere qualche cosa, se si riesce anche a intaccare la sensibilità della regione per eventuali finanziamenti. Ora hanno detto che hanno sbloccato 3 milioni di euro, però non si sa la parte che ci è toccata e non si sa neanche quando e come verranno elargiti questi soldi. Gli unici soldi sicuri che ci sanno sono 34.000 euro che serviranno per il discorso antincendio. Sembra che i comuni che hanno fatto più progettazioni sono toccati più soldi, i comuni che hanno fatto meno progettazioni non gli sono toccati soldi. Questo è il punto della situazione.